Appuntamento numero 23 con il meeting di Conegliano che nell'edizione 2014 regala un record del mondo ed uno della manifestazione. È dalla pedana del peso che arriva con Assunta Legnante il nuovo primato mondiale paralimpico. 16,87 al primo lancio e 17,09 al terzo, miglior risultato tecnico. L'avevo rifatto al primo lancio, 16,87, e poi al terzo finalmente ha battuto il muro dei 17, quindi ancora più contento. Dopo l'anno scorso che dovevo essere qui presente, per alcuni problemi non ci sono potuta essere, quindi mi sono rifatta in pieno, grazie comunque a chi mi ha voluto fortemente qui a Conegliano. Il meeting di Conegliano Memorial Fallai riserva sempre grande spazio alle gare disabili. Oltre ad Assunta Legnante si sono visti nei 100 carrozzine Alvise De Vidi e Gian Domenico Sartor. Pensiamo che sia giusto presentare anche lo sforzo agonistico che gli atleti disabili, diciamo così semplicemente, fanno negli allenamenti, sia giusto presentare di fronte al pubblico. Lo abbiamo visto alle Olimpiadi di Londra, dove la presenza del pubblico era altissima. La grande attesa della serata era però Alessia Trost. In recupero dopo l'infortunio, la saltatrice ha staccato 5 volte sulla pedana di Conegliano fino ad arrivare ad 1,82. Le sensazioni sono state buone e mi sarebbe piaciuto fare 1,85, invece la gara è terminata 1,82, però la pedana era ottima e le sensazioni fino a 1,82 sono state buone, tra 79 e 82 in realtà. E poi ho iniziato a fare fatica, però penso che siamo nella strada giusta, e questo è l'importante. Dobbiamo saltare tanto e niente, vediamo le prossime gare come va. Era previsto che oggi lei saltasse con 5 balzi, quindi non ci aspettavamo grandi misure, però è un motivo per farla rientrare e per farla ritornare a grandi livelli che la vedremo nei prossimi mesi. Un gran meeting, 23esimo meeting, con una vetrina in Veneto che potrà dimostrare che l'atletica veneta va molto bene. Più in alto di Alessia ha saltato la compagna di allenamento Desiree Rossit delle Fiamme Oro. Per lei un 1,85 che vale il record del meeting. Finalmente sto risalendo con le misure, da ottobre mi alleno con l'Alessia, quindi anche una compagna stupenda, scherziamo, ridiamo. Gianfranco Chessa è un tecnico speciale, tanta pazienza. E finalmente sto tornando su con le misure e sono felice. Nella gara del peso maschile in palio il trofeo Tony Fallai. A vincerlo è stato Marco Dodoni grazie al secondo lancio a 17,78 davanti a Paolo Dal Soglio che è arrivato a 17,23. Sempre una grande gioia, infatti stavo parlando anche con Paolo che ormai abbiamo una certa età, veniamo proprio qui per la gioia e il divertimento che ci dà questa gara. Perciò guarda, penso che almeno finché mi reggeranno le gambe verrò a farla. Poi aver vinto anche il premio Fallai è ancora una gioia ancora più grande, perché insomma ci tenevo oltretutto. Intanto me la godo e l'anno prossimo sarò qua un'altra volta, poco ma sicuro. Penso che ci siano tutti gli ingredienti innanzitutto per ricordare Tony Fallai, mitica figura di uomo di sport, amante di sport, persona che ha fatto crescere generazioni di ragazzi e ha indirizzato anche all'agonismo più di qualcuno, e occasione anche per i confronti, come è giusto che sia, in occasioni in kermesse sportive così importanti come queste. Splendida gara anche nel lancio del giavellotto con Bertolini, Fent e Gottardo tutti sopra i 75 metri. La spallata vincente è stata quella di Bertolini a 75,60 che torna alle misure di 5 anni fa. È lui a sottolineare il momento di crescita della sua specialità in Italia. Sono contento per il giavellotto italiano, anche se ci sono più rivali per me, però sono contento del giavellotto italiano perché non so quanti anni fossero che in Italia non c'erano 4 atleti sopra i 75 metri con uno quasi a 79, cioè scusi, quasi a 80, oltre 79, quindi bene per il giavellotto italiano e speriamo di farli tutti 80 metri. Negli 800 donne la più veloce è Erika Franzolini della Brugnera Friuli Intagli con 2,05,42, mentre al maschile Sec dell'Atletica Monza chiude in 1,46,55. Se il senegalese arriva al proprio primato stagionale e suo secondo tempo di sempre, non è da meno Enrico Riccobon. Il bellunese, pronto per i mondiali juniores di Eugene, conferma il buon stato di forma. Oggi sono arrivato qui dopo 2 giorni di maturità che mi avevano proprio scaricato. Sono arrivato qui, devo ammettere, un pochino spompo mentalmente e pensavo anche di ritirarmi prima della partenza, però poi
sono riuscito a finire la gara e diciamo che un 1:49:12 dopo 12 ore in 2 giorni di maturità non è di certo una brutta cosa. La gara è andata benissimo, come volevamo, tirato, il tempo perfetto e non c'è niente da dire, perfetto. Nei 100 ostacoli Giulia Tessaro delle Fiamme Oro chiude in 13:70, mentre nei 110 il più veloce è Stefano Tedesco delle Fiamme Gialle con 14:43. Nell'alto uomini Lorenzo Biaggi della Riccardi tenta il balzo a 2:13 ma si deve accontentare di un 2:09. Nei 3000 bella gara con Sugut, Crippa e Guidotti Icardi assieme all'arrivo. Il keniano Sugut della Liberta Sorvieto chiude per primo con 8:09:44. Nel lungo infine è Elisa Zanei della Valsugana Trentino a far segnare 6:29, 10 centimetri dal suo personale. È un meeting dove mi sto un attimo riprendendo dopo l'operazione al menisco e ha portato belli 2 anni fa perché ho iniziato con un 6:21 proprio con Conegliano e oggi 6:29, perciò già una buona misura per poi affrontare appunto i campionati italiani in casa a Rovereto. Il meeting di Conegliano Memorial Tony Fallai si chiude ancora una volta con risultati di spessore come abbiamo visto. È la vetrina di una società che fa atletica leggera 12 mesi l'anno grazie a Silca e ai suoi partner fedeli. Premio Fallai che tutti gli anni siamo qui come sponsor e ci mancherebbe. È un onore per noi poter essere vicini anche agli altri sport, soprattutto quelli che danno bel vedere anche per i giovani e per tutto il resto e speriamo di esserci sempre. Siamo riusciti a fare cose grandi in una regione come il Veneto e grazie a loro e grazie anche a tutti i numerosi sponsor che ci stanno vicini, perché oggi fare attività di questo tipo costa fatica agli atleti ma costa anche organizzare. Conegliano, la Silca hanno il merito di continuare a organizzare con molto impegno e con buoni risultati questo appuntamento molto partecipato da atleti importanti e anche dal pubblico.